Di tutti coloro che comunque hanno un impianto da sci o comunque hanno delle attività turistiche connesse all'aspetto sciistico verranno ristorate anche in provincia di Vicenza e di Verona. Quasi 35 milioni di euro destinati alle imprese turistiche della montagna veneta colpite duramente dalla chiusura degli impianti sciistici dal 1 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. Se per il 90% le risorse sono destinate ai comuni del Bellunese, i vicentini ed esattamente i comuni dell'Altopiano dovranno accontentarsi di una restante parte. Nel dettaglio, l'aiuto si applica ai comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci ad Asiago, Lusiana Conco, Gaglio, Laste Basse, Recoaro Terme, Roana, mentre i comuni contigui di interesse turistico sono Arsiero, Foggia, Rozzo e Tonezza del Cimone. Gli impianti fune sono un traino importante per l'aspetto turistico d'inverno ovviamente e quindi il ristoro veniva dato al 100% a quei comuni e a quelle attività anche extra alberghiere all'interno del comune dove insiste l'impianto a fune e poi per il 75% ai cosiddetti comuni di seconda fascia, cioè quelli a fianco, limitrofi, che comunque godono del vantaggio di avere vicino un impianto a fune. I ristori partono da una quota massima di 20.000 euro per le agenzie di viaggio e i tour operator, discoteche e sale da ballo, passando per 12.000 euro destinati all'attività di ristorazione con somministrazione, agli 8.000 euro per le attività sportive e ricreative e quelle di mediazione immobiliare, mentre 6.000 euro vengono destinati ai gestori di teatri, sale da concerto e musei, bar, gelaterie e pasticcerie, un segnale che la Regione vuole essere vicina al territorio montano.